Le rivelazioni delle anime del purgatorio a Maria Simma. Maria Simma è stata una veggente, una mistica austriaca ed è vissuta tra il 1915 ed il 2004. Apparteneva a una famiglia molto umile, fin da piccola si adattò a fare ogni tipo di lavoro per aiutare la famiglia, insomma, nella sopravvivenza, fece la bambinaia, la domestica, tentò anche di entrare in convento perché si sentiva portata per la vita spirituale, ma non vi riuscì a causa della sua gracile costituzione. E comunque ella passò diversi periodi in convento durante i quali ebbe l'opportunità di consacrarsi alla Madonna e la sua vita fu sempre all'insegna della preghiera e della penitenza, dell'apostolato. Fu anche una brava catechista, aiutò molti bambini a prepararsi alla prima comunione e nel 1940, quando aveva all'incirca 25 anni, incominciò ad avere i primi contatti con le anime del purgatorio. All'inizio queste apparizioni furono molto sporadiche, ma a partire dal 1954 questi contatti con le anime del purgatorio divennero pressoché continui, tanto che la povera Maria Simma, insomma, non aveva tregua. E in più di un'occasione ella è stata interrogata circa queste sue esperienze mistiche, ha tenuto diverse conferenze, soprattutto nell'ambito delle chiese, e nel corso delle quali ha raccontato quella che era la sua esperienza, i suoi dialoghi con queste anime del purgatorio. Ecco qui, insomma, le domande a cui è stata sottoposta la Maria Simma e quelle che sono state le sue risposte. Maria, lei ha detto che sua madre si prendeva molto a cuore le anime povere del purgatorio, ma chi sono queste anime del purgatorio e che cosa vuol dire prendersele a cuore? Le anime povere del purgatorio sono le anime di persone decedute che non sono ancora andate in paradiso, sono anime che si trovano ancora in purgatorio, sono anche chiamate altrove anime sante o anime elette, termini biblicamente più corretti di anime povere, anche se in qualche modo definirle povere è corretto, perché dipendono da noi al 100%. I poveri infatti dipendono completamente dagli altri. Mia madre pregava molto per loro, dedicava loro molte azioni fatte con amore, portandole sempre nel cuore. Diceva spesso a noi bambini che se mai avessimo avuto bisogno di un qualsiasi aiuto, avremmo dovuto chiederlo alle anime del purgatorio, perché sono coloro che ci aiutano di più, per un profondo senso di gratitudine nei nostri confronti. Mia madre era anche molto devota a padre Vigny, il curato d'Ars, e spesso andava ad Ars in pellegrinaggio. Sono quasi sicura che anche mia madre in qualche modo abbia incontrato le anime del purgatorio, ma che non l'abbia mai voluto confidare a noi bambini. E così, quando queste mie esperienze iniziarono nel 1940, capii subito che era questo ciò che Dio voleva che io facessi. La prima anima venne da me quando avevo circa 25 anni. Fino a quel momento il Signore mi aveva fatto attendere. Signora Maria, ma lei sta dicendo che l'anima di un defunto venne da lei. Significa forse che venne a farle visita nella sua stanza? Sì, è così, e che continua ad accadere da quella data in poi.
ossia dal 1940, da quando ebbero inizio questi fenomeni fino al 1953 venivano solo 2-3 anime all'anno e per lo più nel mese di novembre. In quegli anni lavoravo in casa o con bambini, feci anche la domestica in una fattoria in Germania e successivamente in un villaggio qui vicino. Poi, durante l'anno mariano del 1954, ogni notte mi si presentava un'anima diversa. Allora, signora Maria Simma, ci dica esattamente in che cosa consiste esattamente il purgatorio, che cos'è il purgatorio? Il purgatorio è un luogo ed una condizione che ogni anima vive quando ha ancora bisogno di espiare e riparare i peccati che ha commesso durante la vita, prima che essa possa raggiungere Gesù in paradiso. Oggi si insegna molto poco sul purgatorio e l'ignoranza che ne consegue può portare molte persone ad essere curiose e, in quanto sole e prive di una guida spirituale, a scivolare molto facilmente in pratiche occulte. Di solito si dice che il purgatorio è solo una condizione. Ciò è vero solo a metà, perché è decisamente anche un luogo e anche un tempo di attesa in cui le anime anelano a Dio, e questo desiderio inappagato è la loro sofferenza maggiore. Tutte le anime, a qualsiasi livello si trovino, fanno questa esperienza. In purgatorio ci sono 3 livelli principali, ma io incontro le anime che necessitano relativamente di poco per essere liberate ed andare in paradiso. Sono certa di questo per 2 ragioni. La prima ragione è data dall'esperienza che ebbi andando in una casa dove succedevano cose strane durante la notte. Vi ero stata chiamata dal proprietario che aveva perso da poco sua moglie. Pronta a passare la notte in casa sua per vedere se potevo essere d'aiuto, non dovetti aspettare molto. Nell'ingresso si incominciarono a sentire dei colpi e tonfi forti e numerosi. Alla mia solita domanda «Cosa posso fare per te?» il rumore si fece ancora più forte, quando ecco apparve improvvisamente una bestia enorme, mai vista prima, e subito dopo un grande serpente che velocemente la divorava. Poi la scena si dissolse. Dovevo aver avuto molta paura perché sudai dall'inizio alla fine. Più tardi descrissi quello che avevo visto ad una persona esperta di queste situazioni e fu lei ad identificare la prima bestia. Si trattava di un ippopotamo, simbolo della durezza di cuore. Ciò non significava che quella donna fosse in purgatorio sotto le spoglie di un ippopotamo. Era solo un modo perché io capissi meglio le cose. Dopo aver parlato a lungo con il vedovo, pian piano emerse che sua moglie per circa 30 anni aveva continuato ad essere ostile ad un'altra donna che invece desiderava fare la pace. Questo suo rifiuto di perdonare fece sì che lei andasse nel più profondo livello del purgatorio, dal quale non potevo ancora liberarla. La seconda ragione che mi fa pensare di incontrare le anime del più alto livello del purgatorio è data da un libro scritto da una principessa tedesca e dal suo sacerdote negli anni '20. Questa donna ha incontrato per molti anni le anime dei livelli più profondi e molte sue descrizioni sono sicuramente mostruose e molto più dolorose rispetto a ciò che ho visto. Che altre differenze ci potrebbero essere tra i livelli più alti e quelli più bassi del purgatorio? Nei più bassi Satana può ancora attaccare le anime, cosa che non può più fare nei livelli più alti. È vero che noi siamo provati qui sulla terra e che la prova cessa con la nostra morte, tuttavia le anime della terza parte del purgatorio, quella più profonda, devono soffrire per i peccati che hanno commesso,
prima di trarre beneficio dalle nostre preghiere, dalle nostre messe e dalle nostre buone azioni. Ed il continuo attacco di Satana fa parte di queste sofferenze. I vari livelli del purgatorio sono tanto differenti quanto le nostre malattie sulla terra, che possono andare da una semplice infiammazione di un'unghia fino ad alcune che possono consumare il corpo intero, come il fuoco. Questo fuoco esiste solo nei livelli più bassi del purgatorio e non in quelli più alti. Ma le nostre preghiere possono bloccare gli attacchi di Satana nei confronti delle anime dei livelli più bassi del purgatorio? Oh sì, specialmente quando lo chiediamo direttamente a San Michele Arcangelo ed agli angeli minori. Tra questi livelli più importanti ve ne sono altri? Oh sì, ce ne sono moltissimi, perché ogni anima è individualmente diversa da un'altra quando arriva là. Ci sono sofferenze maggiori e minori e tra i due estremi vi è ogni grado di sofferenza. Probabilmente tanti sono i livelli, quanti sono le anime, perché non esistono due persone e quindi due anime identiche. Se da una parte le anime del purgatorio soffrono, dall'altra possono provare in qualche modo sentimenti di gioia e di speranza? Sì, nessun'anima desidera mai ritornare qui sulla terra, perché essa ha una visione di Dio molto più chiara della nostra. Non desiderano mai tornare nelle tenebre in cui viviamo qua giù. Così Dio vi colloca le anime perché si purifichino dai loro peccati non ancora espiati e riparati? No, si tende ad insegnare questa concezione errata con il risultato che la gente si allontana da Dio. Non è Dio che vi colloca le anime, sono le anime stesse a giudicarsi e a collocarsi al livello appropriato. Sono loro che desiderano purificarsi prima di giungere a Dio. È molto importante che noi comprendiamo questa verità specifica sull'amore di Dio per noi. Allora siamo noi a decidere che non siamo puri e dunque bisognosi del purgatorio? Sì, è così. Non si ribellano mai le anime alla loro condizione? Sono pazienti o qualcuna non accetta la condizione in cui si trova? Sono pazienti e vogliono soffrire perché sanno che così possono espiare e riparare tutto. Si purificano per arrivare totalmente luminose davanti a Dio. Più espiano e riparano e più diventano radiose. Ma le sofferenze del purgatorio sono maggiori di quelle che noi viviamo su questa terra? Beh, generalmente parlando, le loro sofferenze sono più gravi, a volte molto più gravi delle nostre, soprattutto nel terzo livello, che è il più basso. La loro sofferenza spirituale è più intensa della nostra. Quando ho chiesto ad un'anima quale fosse la sua sofferenza, mi ha risposto che era molto particolare e si è spiegata così. Un padre che per indolenza si fosse sottratto al lavoro facendo soffrire la propria famiglia, giunto in purgatorio si sarebbe trovato a dover lavorare moltissimo e le sofferenze che ne sarebbero derivate sarebbero state più forti di quelle che avrebbe avuto se avesse lavorato sulla terra. È bene sottolineare comunque che le nostre sofferenze in vita, anche se meno rigorose, valgono molto di più di quelle del purgatorio in termini di riparazione. Ma se il purgatorio è anche luogo, è possibile che per luogo si intendano luoghi particolari sulla terra in cui le anime trascorrono il loro tempo? Sì, sembra che si riuniscano per lo più attorno agli altari e nel luogo dove sono morte. Una signora del Liechtenstein che conosco le ha viste solo intorno all'altare e quando non c'erano più ha capito che erano andate in paradiso. Le anime non vengono da me o da noi dal purgatorio, ma con il purgatorio. Non si tratta di un luogo, ma di molti luoghi differenti, non di una condizione, ma di molte condizioni differenti. Se il purgatorio è un grande spazio o tanti luoghi differenti, anche il paradiso e l'inferno allora sono luoghi?
Sì, il mio direttore spirituale me lo ha fatto chiedere, la risposta è stata: non è giusto quello che molti teologi oggi insegnano, affermando che paradiso, purgatorio ed inferno sono solo delle condizioni. Tutte e tre sono anche dei luoghi. Quanto varia il tempo che le anime devono passare in purgatorio prima che possano andare in paradiso? Oh, varia molto. Alcune anime stanno soltanto una mezz'ora ed altre per il resto del tempo fino all'ultimo giorno. Le anime dicono che la durata media è di circa 40 anni. Così ci sarà un ultimo giorno? Sì. Le anime del purgatorio possono vedere e comunicare con le altre anime vicine, sono sempre consapevoli della presenza di altre anime e sanno che non erano sole quando in molte hanno agito insieme per qualcosa. Maria, le anime del purgatorio possono leggere? Sì, leggono spiritualmente. Lo so, perché quando vengono da me non devo leggere i nomi o le domande che ho per loro, le deducono semplicemente dalla pagina. Quanto sanno delle loro famiglie? Oh, direi quasi tutto. Ci vedono sempre, sentono ogni parola che diciamo su di loro e conoscono le nostre sofferenze, ma non conoscono i nostri pensieri. Seguono i loro funerali e sanno chi è presente per pregare per loro e chi lo è solo per farsi vedere dagli altri. Le anime sanno tutto ciò che avviene nel mondo? Sì, però in parte, non in tutto. Mi hanno detto che qualcosa di molto grosso è già alle porte, appena davanti a noi. Per molti anni hanno detto che questa cosa era nelle vicinanze, ma dal maggio del 1993 hanno incominciato ad usare l'espressione alle porte. Questa cosa servirà per la conversione dell'umanità. In altre occasioni mi hanno anticipato di poco eventi futuri meno importanti di questo. Nell'estate del 1954 mi parlarono dell'alluvione che fece molti danni in questa zona. Una volta mi avvertirono che c'erano delle persone ancora vive sotto la neve dopo una valanga, così i soccorritori continuarono le ricerche più del previsto. 2 giorni dopo le mie preghiere esse furono ritrovate e salvate. Si dice che dopo questa vita non esista più il tempo. Lei tuttavia afferma che il purgatorio è un tempo in cui si anela a Dio. Mi può spiegare questa contraddizione? È corretto affermare che dopo questa vita il tempo non esiste più. Quando però ci viene detto che un'anima deve soffrire per un dato periodo di tempo in purgatorio, è solo perché noi non siamo in grado di comprendere l'entità di una pena se questa non è espressa in termini di tempo. Le anime possono dire che devono soffrire di più, che non sono ancora libere oppure che le loro sofferenze sono diminuite. Quando parlano di tempo, quando indicano il numero di sante messe, è in realtà per indicare l'intensità e la quantità della loro sofferenza. Ma le anime del purgatorio hanno un corpo come il nostro oppure un corpo, diciamo, spirituale? Dicono che non si accorgono di non avere il loro corpo, hanno un corpo trasfigurato che si può presentare guarito e vestito. Le anime si dolgono per cose fatte male quando erano in vita e si dolgono anche per ciò che non hanno fatto del tutto sulla terra. Oh sì, molto. Rimpiangono le possibilità che hanno perso di fare del bene per il Signore e per il prossimo e possono anche vedere i frutti che queste azioni avrebbero dato. Quando moriamo non possiamo più fare del bene, le anime in purgatorio non possono più guadagnarsi dei meriti. Si dice che gli angeli ci invidino per il bene che possiamo fare per il Signore, dato che loro non possono compiere buone azioni per Lui, guadagnandosi così dei meriti. Ma cosa succede quando un'anima, pur credendo all'esistenza del purgatorio, continua a peccare, ritenendo che non sarà poi così brutto? Si pentirà molto amaramente, molto di più di chi commette lo stesso peccato ignorando l'esistenza del purgatorio. Qual è lo scopo più recondito della sua esperienza?
Dio l'ha permessa affinché con il mio apostolato altre persone possano chiaramente comprendere che la nostra vita sulla terra ci serve solo per guadagnarci il paradiso. Lo scopo della nostra vita è di essere buoni gli uni con gli altri e così facendo di entrare in unione con Dio, sia ora sulla terra sia dopo nell'eternità. In quest'ottica la vita diventa sempre più preziosa per ognuno di noi, come diventa sempre più assurdo ciò che della vita fa un gran numero di persone. In quest'ottica comprendiamo quanto sia immenso l'amore di Dio e quanto possa diventare incredibilmente bella la vita quando lavoriamo al suo fianco. Ciò che vedo allora dovrebbe e potrebbe fornire alle persone un chiaro e definitivo orientamento nel loro percorso, se desiderano far parte della volontà divina e della bellezza che ne deriva. Ma in una parola, signora Maria, lei che cosa ha imparato in questi anni da questa sua singolarissima esperienza? Ho imparato ad amare Dio con tutta la mia forza. Fine prima parte.